Dopo gli appelli dei giorni scorsi ai gestori del Molo 5 e alle istituzioni è arrivata la decisione. Il trapper Nicki Savage non si esibirà sabato 30 marzo nella discoteca. Grande soddisfazione per la Fondazione Efesto, che in questi giorni si è fatta portavoce dei timori di molte famiglie affinché l'esibizione del trapper si annullasse come fatto nei mesi precedenti da un locale di Castelfranco Veneto. Ci dà soddisfazione, però il nostro obiettivo non era il Molo 5 in sé come spettacolo e come locale. Il nostro obiettivo è chi crea questo tipo di prodotto, se tale lo possiamo chiamare. Siamo abbastanza convinti che per questioni di pubblica sicurezza l'evento, o meglio la sua esibizione, doveva essere eliminata. In questo caso questo artista comunque è molto famoso in tutta Italia, è molto famoso sui social e non pensavamo che potesse tirare avanti una polemica come quella che è stata creata. Ma per 2 eventi annullati ce ne sono altri organizzati nelle prossime settimane: Bussolengo, Padova, Treviso, Vicenza, per cui la Fondazione lancia un appello affinché ci si allinei. Col motivo per cui vogliamo coinvolgere anche l'Anci Veneto, partirà una lettera a Mario Conte qua proprio nelle prossime ore, e vogliamo coinvolgere anche tutto il resto dei locali. I prefetti e questori sono coinvolti per aprire questo tavolo di trattativa. Annullate questo tipo di eventi, non fatevi partecipi di questo scempio della dignità e della libertà. Il presidente della Fondazione è stato ricevuto da prefetto e questore di Venezia insieme a comandante dei Carabinieri e Guardia di Finanza, a cui ha rivolto una proposta. Di aprire un dialogo con tutte le sale da ballo per trovare un protocollo che possa assicurare i nostri ragazzi e proteggere i nostri ragazzi da questa forma di violenza e che va a minare proprio le basi sociali della nostra convivenza. La donna è un soggetto da difendere, la violenza va bandita dalle sale da ballo, anche solo come forma cantata, e va assolutamente assicurate i dettami della Costituzione che prevedono proprio la difesa della dignità umana. La vittoria sarebbe se tutte le agenzie che producono e creano questi fenomeni cambiassero rotta. Una linea da seguire, anche quella che a questo punto si chiede chi organizza eventi di intrattenimento. Ci chiediamo quale linea guida dobbiamo prendere per il futuro, perché ad oggi non ce ne sono. Ad oggi siamo liberi di poter fare quello che vogliamo, però come abbiamo visto in questa data dei clamori possono venire fuori e quindi anche noi adesso ci troviamo davanti a un punto di domanda nel dire domani cosa dobbiamo fare. In ogni caso sabato la serata avrà svolta come tutti i sabati e confidiamo che i ragazzi vengano lì per un sano divertimento e per passare un sabato sera diverso in occasione di Pasqua.